Buonasera e benvenuti qui al Pala BFC per questa quinta giornata del girone di andata del campionato di Serie B di pallacanestro. Questa sera a Conegliano lo Junior Basket San Marco con il numero 5 Aurora Mazzi, 7 Giulia Grimaldi, 9 Giada Colombo, 10 Claudia Castria, 11 Camilla Bonivento, 12 la capitana Claudia Chichiziola, 20 Aurora Calatrò, 22 Cecilia Siviero, 24 Nicole Scalabrin, 26 Nicole Pierini, 33 Rosa Versuro, 37 Irene Scarpa. Capo allenatore Elena Borsetto, prima assistente Eleonora Rati, secondo assistente Stefano Poggio. E per il basket femminile Conegliano, con il numero 3 Silvia Ostan, numero 5 Silvia Marcon, 7 il capitano Claudia Mabiglia, 8 Elena Lazzari, 9 Rossana Boccalato, 10 Sara Malbascia, 12 Serena Marton, 16 Giorgia Zanardo, 23 Livia Torazza, 24 Marta Sponchiado, 26 Emma Daidone, 40 Veronica Antonello. Capo allenatore Angelo Minincleri, primo assistente Marco Finco, secondo assistente Ugo Bazzo, accompagnatore Stefano Arvedi. Arbitreranno la partita i signori Gabriele Pellizzari di Loria e Niccolò Zentilin di Pieve del Grappa. Vi ricordiamo che potete supportare con una donazione il progetto Insieme per Crescere dell'Associazione Costruisci un Sorriso assieme a BFC per l'acquisto di una muta di divise e il rimborso delle spese di un allenatore per una squadra femminile della periferia della città di Goma in Congo. In atrio potete fare delle offerte e trovate il tavolino da cui acquistare anche le magliette. I fondi saranno devoluti al progetto. Buona partita a tutti.
Buonasera, benvenuti al Pala BFC. Oggi la quinta partita del girone di andata di Serie B femminile. Se parliamo di sport, parliamo di una partita tra basket femminile Conegliano e Junior San Marco. Se parliamo invece di tutto quello che c'è attorno al mondo dello sport, oggi è un giorno speciale, Fabri, vero? Beh sì, oggi è un giorno speciale, abbiamo un sacco abbiamo diverse iniziative da presentare, abbiamo una partita altrettanto impegnativa in campo, quindi credo che sarà un pomeriggio abbastanza interessante qui al Pala BFC. Esatto, partiamo dall'iniziativa di premiare l'MVP con un libro, quindi questa settimana il vincitore del premio MVP di questa partita tra Junior San Marco e BFC si aggiudicherà la biografia di Giannis Antetokounmpo, una storia importante che fa riflettere e ci ha permesso anche di invitare e coinvolgere gli amici dell'associazione Costruisci un Sorriso, con la quale BFC sta promuovendo un progetto che mira, a costruire una squadra di basket in Congo, proprio dove questa associazione ha già costruito degli alloggi, ha costruito delle scuole, dei centri di allenamento professionale e un centro medico. Quindi veramente un progetto importante che sposa appieno i valori della nostra squadra e per i quali a forza di dirvelo forse vi annoieremo, ma veramente vi chiederemo il vostro supporto perché ci crediamo tantissimo. Possiamo portare grande dignità e grande felicità in una zona in cui magari spesso ci sono state guerre e c'è stata molta tristezza. Queste ragazze che parteciperanno a questo movimento cestistico femminile in Congo potranno così avere una grande soddisfazione. Sì, è un progetto a cui abbiamo aderito fin dall'inizio, adesso però ci fermiamo un attimo perché c'è il minuto di silenzio. Sì, c'è stato appunto il minuto di silenzio su tutti i campi per ricordare la scomparsa del povero autista dei tifosi del Pistoia Basket, colpito dalla pietra di un idiota perché non possiamo definire tifosi questi personaggi che purtroppo a volte popolano i palazzetti e che purtroppo sua sfortuna è stato colpito a morte. Sì, è una storia bruttissima che veramente ci lascia senza parole, non è semplice dire molto, l'unica cosa che possiamo fare, Fabri, è cercare di promuovere degli esempi buoni, cercando di spostare l'attenzione appunto su quelli che sono i valori veri dello sport. Ed è quello che cerchiamo di fare, stavamo dicendo, no, Federico, anche con questo tipo di iniziative che non sono propriamente sportive, ma che vanno comunque a promuovere lo sport alla fine, in effetti, in paesi e in zone meno fortunate delle nostre, ecco, dandoci la possibilità di dare un piccolo contributo per fare qualcosa di buono per appunto ragazze sicuramente meno fortunate delle nostre. Veniamo al campo adesso dove c'è subito Daidona che prova a trovare la via del canestro, scarica su Boccalato che tira forzatamente perché stava scadendo il tempo, palla per Junior San Marco, ancora 0-0 Fabri. Sì, Junior San Marco una formazione molto ben attrezzata, ha vinto 3 partite su 4 fino adesso, ha perso a Marghera l'ultima partita contro Marghera che è assolutamente una corazzata, una squadra costruita per il salto di categoria. Junior San Marco che però si presenta qui a Conegliano priva di Sofia Regazzo e anche di Camilla Bonivento che è in panchina ma con un braccio ingessato, quindi 2 giocatrici molto importanti per questa formazione. Dall'altra parte sappiamo che siamo ancora senza Marta Maschietto, infortunata a Pordenone, siamo senza Aura Mini-Cleri, anche lei ha un acciacco fisico, un problema a ginocchio, e poi è fuori anche Giulia Tronchin. Sì,
Mentre è dentro il nostro Valerio Gasparini, che è il primo amico che salutiamo, che ci segue da casa. Allora ricordiamo agli amici che ci seguono da casa, sia da Mestre sia da Conegliano, di mandarci i messaggi in chat, così noi potremo dialogare con voi e rendere più interessante questa partita e anche affidarci ai vostri commenti, ai vostri saluti. È sempre un piacere per noi farlo. Oltre ovviamente a prepararsi a votare la miglior giocatrice della partita, che come dicevamo sarà premiata con un libro da questa stagione, no? Sì, esattamente, è una collaborazione che BFC ha avviato con la libreria Tra le Righe di Conegliano, che insomma gli amici di Tra le Righe non appena chiuderanno bottega, come si dice, verranno anche a trovarci. Oggi c'è la biografia di Gianni Antetokounmpo, nella scorsa partita invece c'era Mamba Mentality di Kobe Bryant, che se l'è aggiudicato la nostra Serena Marton. Biografia di Giannis che, come dicevi prima, abbiamo voluto proprio collegare al progetto che andremo a presentare oggi, perché appunto si tratta comunque anche in questo caso di una storia di una partenza molto molto disagiata, di una famiglia che arrivava dalla Nigeria e che per i primi anni in Grecia ha dovuto veramente vivere in condizioni di povertà assoluta, e poi grazie anche alla determinazione e alle doti sportive di Giannis e dei suoi fratelli è riuscita a trovare invece e a riscattarsi, diciamo, dal punto di vista sociale ed economico. Tanto in campo un pallone recuperato da BFC e Marcone andare in contropiede, andare a chiudere da sotto, ma è sfortunata. Aveva attaccato bene l'area Marcone, notiamo anche nelle precedenti azioni dei buoni scambi Marcon-Daidone, però purtroppo spesso non abbiamo trovato la strada del canestro veramente per poco. Adesso è Marcon che in contropiede 1 contro 1, si becca una stoppata di Rosa Versiro che ha oscurato la vallata. Infatti in quella direzione, Fabri, normalmente ci sono le montagne e in questo caso li abbiamo trovato. E Silvia ha trovato davvero una montagna davanti a sé, perché Rosa Versiro comunque non per mole ma per altezza la sovrasta decisamente. Sì, c'era un gap di centimetri. Adesso entra Sponchiado su Amabiglia prova a liberare subito una bomba che va a dar dentro veramente senza nemmeno sfiorare il ferro. 5 Conegliano, 2 Junior San Marco. Gesto tecnico da parte di Claudia Amabiglia, di una coordinazione e di una pulizia veramente incredibile. Dall'altra parte a oscurare la vallata è Rossana Boccalato. Poi un fallo su Pierini. Fallo di Boccalato, Fabri? O di Daidone? No, di Boccalato. È Boccalato che ha dato il fallo. Allora Fabri, io ho notato una Boccalato molto molto attenta in fase difensiva in questi primi minuti, veramente ostica per le avversarie. Sì, assolutamente concentrata Rossana, buona azione difensiva, la chiusura anche in questo caso, buono anche il lancio lungo per Amabiglia. Si va a giocare testa con Sponchiado che va a sfruttare il blocco di Daidone e a servire poi Boccalato in angolo, che dall'angolo con l'aiuto dell'amico Tabellone va a insaccare una bomba dai 3 punti per l'8-2 per Conegliano. Sì, Conegliano sta girando bene la palla e ha trovato delle buone conclusioni. Comunque Junior San Marco appunto è assolutamente presente, infatti adesso subito da 3 prova a rispondere e ha un'ottima presenza a rimbalzo. Fabio ci sta rendendo la vita un po' difficile nonostante l'alta intensità difensiva delle nostre. Adesso è Claudia Castri andare a soffiare la palla a Marta Sponchiado e a insaccare facilmente da sotto per il 6-8. Ha subito ricucito quel piccolo vantaggio che aveva acquisito Conegliano. Adesso bello il passaggio di Marta Sponchiado per Daidone. Sul blocco la difesa è andata, si è persa un attimo, completamente libera Daidone, servita molto bene da Sponchi. Sì Fabio, permettimi di dire che forse non è proprio solo la difesa che si è persa, ma veramente un'ottima combinazione da parte di BFC. Dall'altra parte però sempre Mestre molto molto attenta al rimbalzo. E poi è Antonello a lanciare Amabiglia, però la lancia un po' troppo lunga. Sì, il lancio in realtà è andato al Sara Clinton, esatto, che è pronto per pulire
per pulire il parquet, e intanto al suo parquet anche il fatto che ci sia gente che viene in palazzetto Fabri e ci ascolta in diretta streaming. Questa è una cosa che stento sempre a credere, anche perché c'è una piccola differenza di tempo tra la diretta e le immagini. Infatti salutiamo Alessia Lanzavecchia, che è proprio colei che persevera in questo fatto. Comunque intanto dall'altra parte ottima azione di Junior San Marco, che trova canestro e tiro libero aggiuntivo. E attenzione, perché il secondo fallo di Boccalato, che questa è una pessima notizia per coach Minincleri. Sì, è una pessima notizia perché Boccalato sta lavorando molto bene in difesa, e infatti si spiega anche comunque il secondo fallo, proprio perché sta veramente chiudendo ogni spiraglio, e chiaramente in queste occasioni può accadere di caricarsi di falli. È bellissima la sfida tra lei e Claudia Chichissiola, che stanno marcando in questo momento, e ci sono delle scintille da una parte e dall'altra, due giocatrici davvero pericolose. Bello il contropiede adesso di Junior San Marco, chiuso da Pierini, ma molto bello l'assist anche di Colombo. Sì, veramente molto ben congegnato. E intanto Amabiglia prova a fare un numero incredibile, era molto difficile questa conclusione. La palla a 2 dovrebbe premiare Junior San Marco, Fabri, vero? Sì. Però brava comunque Sponchiado ad andare a mettere le mani sulla palla e costringere a una palla contesa. Sempre adesso pressione di Sponchiado su Castria. Castria, la ricordiamo, l'anno scorso a Marghera, ma esperienze per lei anche in A2. Adesso un po' di confusione in campo, ancora Pierini con la palla, è proprio Castria dai 3 punti, molto pericolosa lei dall'arco. Purtroppo in realtà stiamo pagando il fatto che non riusciamo a controllare i rimbalzi difensivi. Adesso c'è un cambio però in campo, sì, esce Pierini. In questo caso siamo stati anche un po' sfortunati, perché la dinamica del rimbalzo è stata abbastanza estremamente lungo, innaturale, e purtroppo abbiamo anche toccato la palla, per cui palla ancora a Mestre, che era +1 su BFC, è rientrata molto bene in partita dopo essere stata sotto di 6 punti. Adesso Grimaldi, appena entrato, spara subito da 3, neanche il ferro per lei, però ancora una volta Marghera cerca di recuperare un pallone con Calatrò, anche lei vecchia conoscenza, ce la ricordiamo a Mirano, vecchia, dico per dire, perché comunque è un 2007, però già con diversi anni di esperienza in prima squadra. Intanto Fabio salutiamo anche una ascoltatrice VIP, Sera Luna Giuliano. Salutiamo assolutamente Luna. Dall'altra parte Amabiglia sbaglia, poi la palla colpisce la parte superiore del tabellone, l'apparecchio dei 24, è rimessa per Junior San Marco. Allora Fabio, io non vorrei fare quello che va sempre a guardare il dettaglio, ma mi pareva che nel rilascio di Claudia fosse stata caricata. Sì, c'era un po' di contatto lì, vero? Sì, esatto, era un contatto abbastanza evidente, perché insomma, pensavo potesse essere fischiato. Dicevo che stasera il metro arbitrale sembra un po' concedere i contatti da una parte e dall'altra. Starà un po' alle giocatrici in campo adeguarsi. Mi sembra che Sponchiado si sia già adeguata, infatti. E si lotta ancora a rimbalzo, esce Serena Marton con la palla, bloccone di Malbascia, ribloccone di Malbascia, mani addosso anche di Serena. Adesso è Lazzari con la palla, scusate, che adesso andrà a sparare da 3, esatto, e sono 3 tiri liberi per lei. Sì, in questo caso diciamo è stata investita direttamente da un piccolo... Sì, però è stata brava, perché appena è uscita ha messo giù i piedi e ha attaccato subito per tirare, non ha lasciato il tempo al difensore di adeguarsi, gli è crollato addosso. Allora leggiamo anche in questa chiave un po' la partita, perché 2 falli a 1, quindi falli bassi, però appunto BFC che ha girato bene la palla, ma magari non ha tentato tanto l'1 contro 1 per andare a prendersi il fallo. Sì, infatti
probabilmente adesso vedo anche i quintetti un po' abbassati da parte dei due allenatori. Probabilmente vedremo di più del gioco in velocità e magari dell'uno contro uno, poi mettendo dentro anche Serena Marton e Elena Lazzari. Sono due giocatrici molto abili in penetrazione. 2 su 3 per Elena dalla lunetta, quindi buonissima prestazione. Intanto ancora mani addosso a Sponchiado. Sì, ci sono dei contatti da una parte e dall'altra. Adesso Daidone, spalle a canestro, si gira con una velocità fallo veramente incredibile. Poi un fallo che viene fischiato con qualche secondo di ritardo, esatto. però la partenza e giro di Daidone è veramente una cosa che possiamo già segnalare a Double T per gli highlights. Sì, esattamente, è stata più disorientante di una fake news di Lercio. Si diceva una volta, ha fatto girare anche il custode. Segna il primo tiro libero Emma. Sbaglia il secondo. A rimbalzo Siviero. Poi riceve completamente libero da 3, rinuncia al tiro. Perde la palla. Ha perso la palla Grimaldi, poi un fallo su Marton o su Zanardo? Su Zanardo che stava ripartendo in velocità, ma appunto è stata bloccata da un contatto. Ed è già il secondo fallo di Calatrò, tra l'altro. Sì, Aurora Calatrò ce la ricordiamo, Fabri, dall'anno scorso, perché sicuramente una giocatrice molto importante. Adesso qui c'è infrazione di piedi, piede, quindi 14 secondi per andare al tiro. Rientra Micol Pierini. Coach Borsetto ricambia le carte in tavola, alza il quintetto di nuovo. 2 minuti alla fine di questo quarto, non c'è stato nessun time out per ora. Difficoltà a fare la rimessa, ma Elena Lazzari con la palla si arresta in maniera un po' dubbia. Poi Daidone, ancora una virata, va a incrociare, a prendere una manata in faccia, si lotta a rimbalzo. Grande Zanardo qui che riesce a recuperare una palla quasi la palla viva. Comunque contatti davvero duro e poi Sponchiado sfortunatissima dai 3 punti. Un contatto anche su Castrina non fischiato. Diciamo che possiamo dire che sicuramente il metodo arbitrale è equilibratamente congegnato, però è quello del rugby. Esatto. Micol Pierini che sbaglia da 3 metri. Adesso Marton che rischia di perdere la palla, probabilmente in frazione di 8 secondi. È stato un po' di tonnara lì a metà campo e vabbè. Sta un attimo, ma purtroppo se non abbiamo superato gli 8 secondi. 11 Junior San Marco, 13 BFC Junior San Marco con la palla in mano per superare BFC con un tiro da 3. Attenzione anche a Grimaldi dai 3 punti perché è una buona tiratrice. Sì, il rimbalzo invece è stato ottimamente preso da Daidone con una volée che ha liberato Sponchiado. Marton su Daidone adesso prova di nuovo a disorientare le avversarie, riesce a trovare un peccato perché c'era un numero di Daidone, poi è sbagliato da sotto. Corre Junior San Marco in contropiede, si è inventata veramente un corridoio Daidone. Adesso 2 contro 1, possiamo gestirlo bene Marton, buona scelta, purtroppo il tiro non entra e poi è fallo di Marton, questa volta viene fischiato. Peccato perché BFC è stata molto sfortunata nelle ultime 2 azioni e non è riuscita a concretizzare delle situazioni che potevano portare a un vantaggio importante. Dall'altra parte comunque Junior San Marco sta difendendo bene e anche lei è stata lievemente imprecisa sul tiro da fuori e quindi si spiega così il 13-11 molto equilibrato, ma stiamo vedendo un buon basket condito da dei contatti importanti. Squadre che difendono in maniera aggressiva, muovono bene la palla. Adesso è Versulo ad attaccare Lazzari, anche lì qualche contatto, ancora Versulo spalle a canestro contro Lazzari, la chiude bene ma è brava Rosa Versulo ad appoggiare
13 pari, 8 secondi alla fine. Marcon con la palla che serve Daidone, forse un'infrazione di passi, va a incrociare e riesce a segnare sulla sirena ancora una volta, controllando molto bene il corpo nonostante il contatto. Sono stati i contatti, Fabio, perché Esatto. di questo si parla. Comunque ottima partita, appunto un metro arbitrale che sta tollerando molto i contatti, due belle squadre, e adesso ringraziamo gli sponsor che ci seguono e ci sostengono e diamo la linea a loro. Allora riprendiamo la linea qui al Pala BFC. Allora dicevamo, importante giornata oggi perché noi qui oggi stiamo presentando un progetto a cui la società BFC crede tantissimo, perché BFC è basket femminile conegliano, ma per l'occasione è anche basket femminile Congo. Stiamo costruendo assieme agli amici di Costruisci un Sorriso una squadra femminile a Goma in Congo, all'interno diciamo, delle strutture scolastiche e mediche che sono state costruite da questa associazione, e quindi vi chiediamo veramente di spargere la voce, aiutarci, supportare questo progetto. Sì, si può supportare il progetto sia qui in palestra, ci sono appunto i referenti dell'associazione che stanno vendendo le magliette e raccogliendo le donazioni, ma si possono fare anche dei bonifici direttamente sul sito dell'associazione o attraverso il sito del DFC, trovate tutti i riferimenti. Nel frattempo stoppatona su Marton che si ritrova sfortunatamente la palla addosso quando cade, e questo porta diciamo, a una rimessa in gioco a favore di Junior San Marco, che prova un contropiede veloce che viene fermato con un piede da Conegliano, e quindi di nuovo tempo pieno per Junior San Marco per chiudere l'azione. Il tiro però è sbagliato e il rimbalzo è per Sponchiado. Sì, palo di Siviero dal mezzo angolo e quindi DFC a gestire l'attacco. Sponchiado che può attaccare l'area, una botta veramente notevole, e saranno due tiri liberi a questo punto per Marta Sponchiado, perché viene fischiato questo contatto. Primo fallo per Giada Colombo. Giada Colombo, giovanili Reyer, 3 scudetti, 2 under 15 più under 17, e poi a 2 a Pordenone, a Ponzano, ad Abano. Buono il primo per Marta Sponchiado. Sbaglia purtroppo secondo. Marta Sponchiado che ha fatto una partita veramente sontuosa a Cussignacco sabato scorso. Benissimo comunque atteggiamento sia di Lazzari che di Sponchiato ad andare a contestare l'azione di Junior San Marco, e qui grande esperienza di Serena Marton che si prende uno sfondamento. Sì, davvero diciamo marchionesca Sì. nel suo evidenziare il contatto sul blocco. Adesso zona per Junior San Marco, vediamo come l'attaccherà Conegliano, e Martone ancora ad attaccare il ferro. Ottima la finta per lei, va a incrociare, subisce un contatto, c'è Magic Zonardo che è stata avvinghiata da dietro da Siviero, che poi si lamenta però
Comunque quando il gioco si fa duro, i duri fanno gioco. I duri fanno gioco, quindi Vincleri ha buttato nella mischia il nostro mastino Giorgio Zanardo, che veramente non molla mai un attimo. Amabiglia per Sponchiado, cerca di servire Amabiglia, ma è marcata molto bene Claudia. Elena Lazzari a seguire un contatto, recuperare la palla, si lamenta, guarda l'arbitro, 4 secondi alla fine però bisogna tirare, un altro contatto non fischiato. Sì. Va bene, c'è una canzone, stabiliamo un contatto ma facciamolo adesso, non ricordo di chi fosse, era una hit da Festival Bar, padre. esce Magic Zanardo, rientra nella partita Veronica Antonello. È ancora gomitate sì, tra sì. Castria e Sponchiado non si sposta di certo. E adesso è Chichissiola, spalle a canestro, pericolosissima, raddoppiata subito molto bene. Buona la finta di buonissima. Grimaldi, però poi sbaglia il tiro, paghiamo ancora a rimbalzo difensivo, dobbiamo sistemare il rimbalzo difensivo. Aggressivissimo lo show di Daidone, ora un errore dai 3 punti di Grimaldi, poi ancora contatti. Sponchiado con la palla marcata da Versuro, e sì, ci può essere la palla dentro per Daidone, marcata da Chichissiola, si prende il tiro da fuori di Daidone, non lo mette in contropiede subito Junior San Marco, un errore da sotto, ancora Versuro, rimbalzo in attacco. Dobbiamo sistemare questo problema del tagliafuori. È vero che sotto canestro Junior San Marco ha giocatrici alte con le braccia lunghe, molto pericolose, come pericolosissima è Chichissiola. È sontuosa in questo movimento, era veramente fuori tempo perché mamma mia, ma quante botte! Portellate tra lei e Daidone. Adesso Veronica Antonello decide di metterla da 3. Diciamo che Fabri, non vedevo gomitate così da quando il Manhattan era pieno, dovevamo entrare a tutti i costi. Tanto diciamo che anche poi sta un po' alle giocatrici evidenziare un po' di più i contatti, ma perché sembra sia questo il criterio che fa fischiare gli arbitri. Sì, purtroppo ci sono delle situazioni in cui i contatti e anche i contratti andrebbero fischiati, perché poi sennò il gioco rischia di degenerare. Ma adesso lasciamo spazio alla musica e lasciamo spazio soprattutto ai nostri sponsor. E siamo di nuovo in diretta qui al Pala BFC, 7:15 alla fine del secondo quarto, 19-15 per la squadra di casa, ma possesso per Junior San Marco, rimessa con Aurora Mazze, classe 2009. Adesso Silvia Marcon a pressare la palla, ancora palla in angolo, poi buono il passaggio sotto per Grimaldi che sbaglia, esce Antonello che va a attaccare in campo aperto, poi preferisce muovere il pallone, anzi sfruttare il blocco di Daidone, attacca molto bene, diversi contatti, poi alla fine il quarto contatto su di lei viene sanzionato. Si è chiamata veramente la posizione di Daidone per poter poi scartare sulla destra, è stata fermata in maniera irregolare. Adesso ancora Daidone si libera, si gira molto bene, nonostante varie spinte riesce anche a concludere e a segnare, sta uscendo molto bene
da sotto è veramente Gemma Daidone incontenibile. stasera incontenibile, non solo stasera, perché ha dei movimenti davvero rapidi, poi ha un ottimo uso del piede perno, quindi difficile da marcare. Versuro che va a attaccare l'area, molto brava, Sì, va a bravissima. appoggiare da sotto. Bravissima, complimenti, perché era molto difficile, è stata tenuta bene dalla difesa di BFC, ma è riuscita a liberarsi e a segnare in grande coordinazione. Adesso buonissimo passaggio di bocca a lato per Marco, un gioco a 2 che premia con 2 punti la BFC, che va sul 23-17 più 6. È buono comunque anche il blocco di, ancora una volta, di Emma Daidone, che ha liberato la sua compagna sotto canestro, e adesso purtroppo un fallo di Veronica Antonello, che probabilmente c'era, lei si è trovata sotto la giocatrice. Ha cinturato, diciamo, in maniera più o meno volontaria, ma sicuramente evidente, la giocatrice di San Marco. Il fischio ritengo sia corretto. Però benissimo qui ancora Antonello a contestare la palla a Junior San Marco, che nonostante abbia trovato una soluzione agevole, comunque sente anche questa pressione. Sì, perché comunque devo dire che le giocatrici BFC ci stanno mettendo il corpo, ci stanno mettendo il fisico, e quindi non è facile tirare. Adesso buono lo scarico fuori di Daidone per Antonello, un contatto, non si capisce se è stato fischiato, probabilmente quello su Antonello, ma c'era stato anche un contatto su Emma Daidone. Diciamo che il contatto su Emma Daidone era in uscita dall'azione di Daidone, che è riuscita a scaricare, mentre il contatto su Antonello a mio avviso è stato più evidente. Sì, anche perché era sulla palla. Infatti c'è lei ai tiri liberi. C'è lei ai tiri liberi. Sì, perché Junior San Marco, contrariamente bonus. a quanto è successo nella prima frazione, è già in bonus. Probabilmente gli arbitri adesso magari stanno fischiando qualcosina di più. Sì, stanno cercando di riprendere in mano un po' anche la partita, che stava degenerando. Sì, stava degenerando, però sembra comunque che le ragazze di entrambe le squadre abbiano gestito con intelligenza Questo sì, questa certo. fase, perché No, appunto, sicuramente non ci sono state, non c'è stato del gioco sporco, però sai com'è, quando ti accorgi che l'arbitro non fischia, comunque sicuramente cominci a giocare sempre più duramente e può essere una cosa pericolosa, ecco. 25-17 a metà del secondo quarto per Conegliano. Adesso è Colombo, poi da sotto Chichissiola con il fallo. Fallo evidente, sì, quindi Marcon che in discesa contesta la palla alla giocatrice avversaria, che l'aveva fatta saltare con una finta. Canestro più fallo, adesso Marcon esce e rinnovo da spazio a Marta Sponchiado, quindi diciamo che coach Minincleri sta gestendo le sue due playmaker, cercando appunto di mantenere sempre grande ossigeno che ci serve, perché questa è una partita che, se non nel punteggio, sicuramente nell'intensità è molto molto alta. Ancora Daidone fuori dai 3 punti, non serve Sponchiado che si lamenta, adesso la serve, adesso il passaggio non è pulitissimo, Amabiglia però da 3 deve tirare, molto lungo il suo tiro. Si doveva forzare in questa occasione, non poteva fare altrimenti. Adesso ancora Chichissiola, che viene contestata molto bene da Amabiglia, che fa un miracolo veramente nel recuperare questa palla importantissima. Diciamo che rispetto magari a qualche imprecisione in attacco, però in difesa stiamo mettendo un'ottima intensità. Buonissimo gioco a 2 qui Antonello, Boccalato sfortunata nell'azione del tiro da 3 punti, adesso è rimbalzo per Junior San Marco, adesso grandissima difesa di Sponchiado, ma penso che il fallo venga fischiato a lei perché stava scivolando coi piedi, peccato. Sì, è vero che Marta non era ferma in posizione, però bisogna anche dire che Grimaldi ha accentuato tanto il movimento con la spalla e con il gomito. Io avrei fischiato uno sfondamento qui. Purtroppo non abbiamo qui il Grava che può darci, che avrebbe comunque difeso, la categoria come sempre, negando anche l'evidenza. Ma d'altronde, come si dice, anche lui non vogliamo lasciarlo in mezzo a una strada per poter continuare ad arbitrare, quindi adesso è fallo però purtroppo ancora di Boccalato, che dice di non aver fatto nulla. Ma allora vabbè, non è per fare della polemica, però contatti come questo non sono stati fischiati per tutta la partita. 16 minuti.
ha fischiato l'arbitro completamente coperto, si lamenta a Rossana, ma credo che abbia anche ragione. Adesso Sul cubo del cambio è pronta Elena Lazzari, perché purtroppo questo terzo fallo della nostra importantissima giocatrice Rossana Boccalato metterà sicuramente in difficoltà coach Vincleri, che inizia a non poter sfruttare una pedina che ha lavorato moltissimo in difesa in questo primo tempo, primo quarto e mezzo. anche perché ricordiamo sotto canestro l'assenza anche di Marta Maschietto, fondamentale, ma anche di, se vogliamo, Aura Minincleri, che comunque col suo 1,82 m una mano di sotto la può dare, e anche di Giulia Tronchin. Quindi un po' corto nelle rotazioni sotto canestro sicuramente. 1 su 2 per Junior San Marco, che si riporta a -5, adesso è Marta Sponchiado che chiama l'azione offensiva, prova il gioco a 2 con Amabilia, però non si realizza. Adesso lo fa con Daidone su Lazzari per Amabilia molto bene per Sponchiado che si libera, grandissima azione del piede perno, peccato. Brava davvero, sfortunata nell'appoggio con la mano sinistra. Adesso Lazzari a fare fallo perché è entrata con la spalla. Sì. Tra l'altro siamo anche in bonus, quindi saranno 2 tiri liberi per Giada Colombo. Sì, ha chiuso la diagonale, come si dice, mirando un po' troppo. Ma poi sei andata con la spalla, se Esatto. fosse andata con il petto, ovviamente era indietro, è facile da dire da qui Per sopra. noi, che però- tra l'altro stiamo bevendo anche delle bottigliette d'acqua acque e non lo gasate. spritz, quindi è Temperatura facilissimo per ambiente. 2 su 2 per Grimaldi, 22-25. Partita straaperta ovviamente. noi. Aperta e strasofferta Fabri, perché veramente per entrambe le squadre qualsiasi cosa può succedere. Adesso bello il passaggio di Antonello per Daidone, ancora Antonello da 8 metri. Sì, però contatti incredibili su Daidone. Trovo abbastanza sconcertante il fatto che non fischino. Chichissiola contro Lazzari. Chichissiola è costretta a riaprire, si lotta al rimbalzo, esce Antonello, raddoppiata, ancora contatti. Dietro la schiena per Daidone che va a segnare da sotto. Ed è showtime qui Sì. al Pala BFC. E Double T prende appunti per gli highlight, perché grandissimo passaggio di Antonello, che tra l'altro era uscita da una situazione piuttosto difficile con grande rissa. Questo era un fallo in attacco, comunque sì. Sì. Antonello era uscita veramente prendendo il rimbalzo in mezzo a 3 giocatrici avversarie, poi è andata in campo aperto e ha chiuso con un passaggio di mi, schiena. mi sembrava Mel Gibson in Braveheart, questa scena, quando usciva dalla radura. Va bene. E quindi spazio alla musica e spazio ancora un po' ai nostri sponsor. Riprendiamo la linea, 2:44 alla fine di questo secondo quarto, che vede BFC a 27, Junior San Marco a 24. Partita veramente tirata, molto equilibrata, molto sporca, perché ci sono stati molti contatti non fischiati in questo momento. Più che sporca, dura direi. Dura, esattamente. Le squadre comunque stanno mantenendo una certa correttezza, nonostante appunto il metro arbitrale permetta questi contatti, ed è godibilissima questa partita. Anche se Elena Lazzari sta cercando comunque di andare a provocare chiunque gli capiti a tiro. Adesso invece va a tenere vivo un pallone e poi è Amabilia dai 3 punti che l'appoggia dolcemente con l'aiuto del ferro per il 24-30.
30 BFC Junior San Marco 24, adesso è Quiquissiola che porta avanti la palla, di nuovo ottimi movimenti per Junior San Marco, però buonissima difesa di BFC. Sì, adesso è passata a zona Conegliano, questo è un tiro un po' troppo semplice, però lungo per Siviero. Eravamo ben posizionati a rimbalzo con Daidone che ha preso palla e subito ha dato a Sponchiado ancora con Daidone, il gioco a 2 per Daidone che riesce a liberarsi per un buon tiro. Sì, un po' forzato questo tiro davanti a Pierini che comunque le rende dei centimetri. Buona ancora la difesa su Quiquissiola, poi un fallo terminale da parte di Amabiglia che non vuole lasciar tirare Clara Quiquissiola, che ripeto, giocatrice davvero davvero pericolosa sia a spalle che fronte a canestro. C'è un problema con la fasciatura per Lazzari. Quiquissiola giovanili Giants, poi addirittura a Battipaglia in A1 a 18 anni, poi anche a Vicenza in A2. Un curriculum veramente importante per una giocatrice che ogni volta che è venuta qui al Pala BFC si è distinta. Adesso saranno 2 tiri liberi per lei, mentre caratteristica meccanica del tiro che fa partire la palla da molto in alto, infatti è praticamente instoppabile quando poi si gira e cade anche indietro per tirare in fade away jumper. 1 su 2 per lei. 25 Junior San Marco, 30 BFC e Veronica Antonello adesso che porta avanti la palla con Daidone che le permette con un blocco un passaggio. Adesso è Lazzari molto bene sulla linea di fondo, scarica su Serena Marton. Sbagliato il tiro di Serena, poi va a toccare lei la palla, ma appunto la palla esce, lei è l'ultima a toccare. Tanto degli aggiornamenti degli altri campi: da Bolzano le Lupe sopra di 3 e 60-57, mentre a Muggia San Bonifacio conduce per 18 punti, 57-39. Umana Reyer sopra di 20 in casa contro Sistema Rosa, 20-15. Scusate, sopra 20-15, sopra di 5. Adesso è Antonello a segnare da sotto, che nonostante si sia presa una botta in testa riesce a concludere. 32 BFC, 25 Junior San Marco. Adesso di nuovo Junior San Marco in attacco per un buonissimo tiro da 3. Castria ci punisce, lei è una specialista dai 3 punti. Beh, si era veramente libera, ma era stata liberata molto bene. Lazzari per Marton. Se non si può giocare fino alla fine, 10 secondi alla fine, 16 sul cronometro, però ovviamente giocheremo lungo. Lazzari dai 3 punti, è lunghissimo il suo tiro, poi si lotta a rimbalzo, non sarà una palla contesa, è una palla recuperata di Marton e quindi a 2 secondi alla fine va a insaccare Antonello, ma il miracolo prima era stato fatto da Marton che ha recuperato una palla in tuffo incredibile, poi ovviamente Antonello con la sua freddezza e la sua classe a segnare sulla sirena. Assolutamente. 35 BFC, 28 Junior San Marco. Rimanete collegati perché adesso spazio agli sponsor, ma saremo giù subito con gli amici di Costruisci un Sorriso e con un ospite graditissimo che vi sveleremo tra poco.
Allora, buonasera e benvenuti qui nella pausa lunga tra secondo e terzo quarto di questa partita. Oggi è una partita importante perché abbiamo qui gli amici di Costruisci un Sorriso e abbiamo qui anche il sindaco Fabio Chies, sindaco di Conegliano. Allora Francesco, benvenuto. Voi costruite un sorriso, ma in realtà costruite molto di più a Goma in Congo. Buonasera. No, puoi parlare, Sì. Buonasera a tutti, io sono Francesco, sono di Costruisci un Sorriso. Non si sente? No, ma non funziona. Non importa, si sente solo in TV, non ti preoccupare. Ok. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Sono Francesco, faccio parte di Costruisci un Sorriso. Costruisci un Sorriso ha realizzato un'importante scuola a Goma, in Congo. Siamo nel nord del Kivu, in Congo, dove c'è una situazione estremamente complessa perché è un territorio ricco di minerali e soggetto appunto di guerre da diversi decenni e quindi una realtà sociale molto complessa. Assolutamente, e in questa realtà sociale voi avete costruito una scuola, un centro medico e un centro di avviamento professionale, quindi un grandissimo servizio che avete dato a quella comunità. E oggi siamo qui per presentare anche un progetto che ci lega in quella comunità. Presentacelo tu. Sì. Brevemente, la scuola ha più di 1000 ragazzi, dove circa 800 sono elementari e medie, nostre elementari e medie, mentre circa 200 sono del centro di formazione professionale. Lì abbiamo appunto avviato questo in 5 anni, quindi è stato un progetto molto intenso e molto anche accelerato, e diamo la possibilità appunto ai ragazzi di istruirsi, perché l'istruzione è un diritto fondamentale e dà la possibilità alle persone di realizzarsi dal punto di vista umano e professionale, e dà anche una possibilità in un contesto dove non avrebbero altre possibilità, e quindi l'istruzione è un percorso professionale, è un aspetto che dà dignità alle persone. Io sono stato recentemente giù, appunto circa un mese fa, e abbiamo portato tutta una serie di strumenti, computer, medicine, abbigliamento, ma c'è anche un aspetto che ci lega, perché all'interno della scuola si fanno delle attività sportive, in particolare del basket maschile e femminile, ed è stato molto interessante vedere come i ragazzi, a fronte di una, dico, semplice maglietta che per noi è, si siano attivati nel preparare una dimostrazione delle loro abilità sportive, del loro spirito di squadra, della loro solidarietà, della loro gratitudine, in maniera estremamente veloce. Noi li abbiamo avvertiti il giorno prima, e il giorno dopo loro ci hanno fatto una dimostrazione delle loro capacità, e si capiva che c'era un grande spirito di appartenenza, di dignità sportiva, di valori sportivi e etici, che va al di là del contesto di estrema difficoltà, e quindi vedono come questo come una possibilità di riscatto sociale per loro. Quindi lo sport è quello che lega Costruisci un Sorriso al basket femminile di Conegliano. Assolutamente, infatti invitiamo tutti gli amici che ci seguono da casa a rendersi parte di questo progetto, un progetto che prevede di raccogliere dei fondi per portare abbigliamento, attrezzatura sportiva e anche pagare i rimborsi spese del carburante per i coach che stiamo trovando in quella zona. Quindi un progetto che veramente dà grande dignità a queste ragazze che grazie a voi hanno iniziato a studiare, ma che oltre allo studio magari poi hanno il lavoro sui campi, il lavoro a casa, e quindi cerchiamo di portare i valori dello sport anche in questa zona. E adesso abbiamo anche oggi una graditissima sorpresa, Fabio, sindaco di Conegliano, Fabio Chies, che è venuto a trovarci perché ha capito quanto importante è questa proposta che noi facciamo sociale in una zona come questa a Goma in Congo. Cosa ne pensi, Fabio? Grazie Federico, intanto un saluto a tutti, un saluto e un ringraziamento a Francesco, a Costruisci un Sorriso. Devo dire che è una realtà incredibile, e riuscire ad andare in quei luoghi così difficili, dicevi, anche per la guerra, e riuscire a regalare non solo un sorriso ma anche una prospettiva, perché poi riuscire
a far sport a questi ragazzi, vuol dire dargli anche una disciplina, dargli delle regole, permettere loro di costruirsi un'immagine di un futuro diverso da quello che avrebbero. Veramente tanta cosa, per cui grazie davvero per tutto quello che fate, grazie alle BFC, perché assieme è bello collaborare tutti assieme, fare comunità e cercare di portare un po' di quello che abbiamo noi lì, perché magari non ci rendiamo conto ogni tanto di quanto bene stiamo, e forse girare un po' di più, regalare un biglietto a qualcuno servirebbe anche per fargli rendere conto che possiamo fare tanto se vogliamo, anche con poco. Decidere una maglietta, cose che qui neanche riusciremo a gradire, lì invece diventano un regalo enorme. Per cui grazie per tutto quello che fate, continuate così, e grazie a tutte le persone che oggi e durante l'anno vi daranno una mano per questo grande progetto. Grazie Federico a te, in bocca al lupo alla BFC, insomma la Serie B mi sembra una serie che ben si addice a voi. Grazie mille. Allora, adesso vi lasciamo proprio con il video che racconta gli highlights di questa nuova società basket femminile Congo, e quindi vi lasciamo a questo video. Grazie Francesco, grazie Fabio, a dopo. E riprendiamo la linea qui all'inizio del terzo quarto. Abbiamo parlato con gli amici di Costruisci un Sorriso, c'era stata una piccola incompressione con il pubblico che pensava che dovesse sentirsi anche in palestra l'intervista, però per noi è importante veicolare il messaggio che avete visto anche tramite il video, quanta gioia c'era nei visi di queste ragazze che hanno così conosciuto una dimensione nuova, quella dello sport. Grazie agli amici di Costruisci un Sorriso hanno potuto, diciamo, intanto avere l'istruzione e poi adesso questa nuova dimensione sportiva che le permette ancora di più di avere dignità, e questo per noi è veramente un progetto importante, ci teniamo tantissimo e chiediamo a tutti gli amici che ci stanno seguendo, a quelli che seguiranno poi la differita negli altri giorni, di stare con noi, aiutarci, sostenerci. Potete venire qui a Palazzetto per fare una piccola donazione, potete trovare tutti i riferimenti per un bonifico online nel sito web di BFC e nei nostri social che tra l'altro stanno esplodendo, Fabri, perché grazie a un grande lavoro della parte giovane del BFC TV Team. Assolutamente, stiamo andando molto forte, mi dicono anche su TikTok, sinceramente è tu non sapevi nemmeno dell'esistenza, esatto, però ma d'altronde noi siamo un po' anzianotti, così siamo, diciamo, di una generazione che comunque vede anche altri amici che ci vengono a trovare. Infatti oggi
salutiamo Michele Zanchetta della redazione del Quindicinale e di Oggi Treviso, che è qui con noi, sta facendo delle foto, sta facendo delle interviste. Noi veramente ringraziamo per l'attenzione che viene data ai progetti che vogliamo portare avanti, non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello sociale. Intanto un errore da sotto di Colombo, e quindi possiamo tornare in attacco con Boccalato. Ricordiamo Boccalato gravata di 3 falli, adesso è Marton a sfruttare il blocco proprio di Boccalato e poi riaprire per Daidone. Amabiglia, 6 secondi sull'orologio, Daidone va a attaccare lei, si gira e muore con la palla in mano, come si dice. Aveva anche segnato purtroppo, ma sì, anche non è valido. Ci sarebbe bastato un secondino in più che non c'è stato, mentre noi un secondino per ringraziare gli altri organi di stampa che ci hanno dato molta attenzione in questi giorni ce l'abbiamo, quindi salutiamo gli amici del Gazzettino di Treviso che oggi hanno potuto raccontare questa nostra iniziativa nel giornale, e anche gli amici di QDP News che non hanno mancato nel pubblicare il nostro comunicato stampa. Sì, davvero un ottimo seguito e siamo veramente felici e ringraziamo per questa visibilità che sta avendo il progetto. Intanto ricordiamo sempre anche di votare per la miglior giocatrice della partita. Sì, assolutamente, perché altra cosa importantissima è il progetto che stiamo portando avanti con la libreria Tra le Righe. Cosa significa questo? Che grazie all'aiuto di questa libreria noi racconteremo in ogni partita una grande storia del basket, cioè un libro che racconta le biografie degli atleti più importanti, che possono essere proprio fonte di ispirazione per chi da atleta si aggiudicherà il premio MVP di ogni partita. E anche a questo progetto ci teniamo molto, quindi come capite sociale, sport e cultura vanno a braccetto tra di loro e ci piace tantissimo questo progetto, ci divertiamo nel portarlo avanti e ringraziamo chi ha saputo cogliere l'importanza del progetto. Tanto ha sbagliato da sotto Amabiglia, veloce in contropiede Giulio San Marco che poi decide di giocare, ed è ancora Castria che ci punisce da sotto questa volta. Adesso pressione tutto campo di Junior, però Daidone riceve in punta ed è Amabiglia dall'angolo, sbaglia, ma ancora una volta Marton va a recuperare un pallone, poi esce con la palla perché è stata raddoppiata. 7 secondi ed è Antonello a subire un contatto, ancora Marton che cerca di andare a recuperare l'ennesimo rimbalzo in attacco, questa volta non è fortunata. Diciamo che c'era un fallo clamoroso su Antonello, scusate, sì. Non è che lo dico perché sono tifoso, ma era veramente stato incredibile. Sul rilascio del tiro da 3 è stata travolta. Adesso però è libera per Giulio San Marco. Completamente libera già da Colombo, che va a insaccare le 3 punti, 33-35. Partita molto intensa, molto emozionante, soprattutto equilibrata. Adesso è Boccalato nell'angolo che va a sparare a sua volta a 3 punti, è corto il tiro. Sì, stanno calando un attimo le percentuali di DFC da 3 punti, questa ha permesso a Giulio San Marco di riavvicinarsi, adesso andare dentro per cercare il pareggio che arriva, e quindi subito parziale di 7-0, ma adesso contropiede Amabiglia molto bene per Boccalato che tira subendo ancora fallo, ma non importa. Più 2 BFC. Sto diventando troppo polemico, Fabri, sarà l'età o sarà il fatto che nessuno ci ha ancora buttato uno spritz? Questo secondo me sta aggravando la situazione degli arbitri, quindi tra gli altri appelli che facciamo, diciamo, se qualcuno ci sta ascoltando all'interno del Palasport ci porti pure uno spritz, ne andrà della nostra simpatia e della scorrevolezza della telecronaca. Sì, intanto Serena Marton subisce fallo e fa anche un doppio carpiato, infatti si adagia un attimo in panchina perché veramente Serena Marton quando entra tira via un'accelerata di
di energia e di entusiasmo. Pazzesca, e quindi devo assolutamente reidratarsi. Adesso è Boccalato che rimette per Sponchiado che porta avanti la palla. Vediamo come imposta l'azione d'attacco. Ancora le mani addosso, bello il passaggio indietro però impreciso, recupera la palla Siviero, poi raddoppiata, recupera la Però palla bellissimo Sponchiado perché in recupera due la palla, adesso tempi riesce BFC e poi Amabiglia, è tutto buono, sarà rimessa da fondo. Adesso molto bello il blocco di Boccalato, poi era completamente libera, però sbaglia da sotto. Recupera la palla Antonello perché costringe a una palla 2 Colombo. Sì, esatto, era una palla recuperata da Antonello su una sporcata di Sponchiado che è riuscita a mettere in difficoltà l'azione di attacco di Junior San Marco. La freccia è dalla parte di Conegliano che può così giocarsi un altro possesso. Vediamo come va con Sponchiado per Amabiglia prova a liberarsi per lo step back, gira invece su Boccalato prova ad attaccare, deve tirare, scade il tempo, avrebbe forse potuto attaccare in 1 contro 1 sul quarto di campo libero, ha fintato il tiro poi e poi mancava poco tempo, quindi ha dovuto... mancava poco tempo, non è molto semplice farlo, quando sei in quelle occasioni riuscire a capire qual è la cosa migliore da fare. Poi bisogna anche dire che dalla panchina chiamavano i secondi che mancavano, ma il Pala BFC anche questa sera è molto affollato e il tifo è abbastanza rumoroso, quindi si fa fatica a sentire in campo. 37 pari a metà del terzo quarto ed è Antonello con un numero, però il tiro è corto, è addirittura la palla strappata dalle mani a Siviero. Ancora Antonello che va a attaccare la linea di fondo, poi con un floater va a insaccare dolcemente per il 39-37 per Conegliano. Ancora un'ottima partita da parte di Veronica Antonello questa sera. Sì, anche questa importantissima palla rubata, veramente sta lavorando molto bene su entrambe le fasi. Veronica adesso grande passaggio per Boccalato, c'è un contatto non fischiato anche questa volta. Completamente libera Colombo per il sorpasso 40-39 e coach Minincleri vuole parlarci sopra perché la partita è completamente riaperta. Allora, 39 BFC, 40 Junior San Marco, diamo la linea ai nostri sponsor. Riprendiamo la linea qui del Pala BFC, terzo quarto di questa partita veramente intensa. Junior San Marco è in vantaggio in questo momento, +1 sulla squadra di casa che non sta assolutamente giocando male. BFC purtroppo ha avuto un attimo di imprecisione su alcune conclusioni in questo quarto, cosa che ha permesso il recupero di Junior San Marco, che veramente non muore mai, lotta tantissimo, è una squadra molto ben messa in campo. Ancora pressione difensiva, poi zona per Junior, Daidone con la palla, finta il consegnato, poi va a attaccare, una delle sue virate, ma è velocissima Calatrò a soffiarle la palla dalle mani. Ancora Calatrò, rimbalza in attacco, mette le mani sulla palla Lazzari, si fa male, no, si deve prendere una testata sulla gamba.
sulla sembra- sedia del cambio anche Sara Malbascia, ma intanto è Magic Zanardo per Daidone che va a attaccare la linea di fondo, poi non riesce a riaprire il gioco, sarà un'infrazione di campo. Sì, effettivamente Daidone si è accorta probabilmente di essere un po' più vicina alla troppo linea di vicina campo alla linea di rispetto a fondo, quello esatto. che pensava. Adesso esce per prendersi un po' di ossigeno Daidone, che ha avuto un impatto straordinario su questa partita, così come l'ha avuto Veronica Antonello, anche per lei qualche minuto di riposo. Dentro Malbascia e Marton. Grimaldi marcata da Marton per Versuro. Malbascia a chiudere su Versuro, chiude bene. Poi un equivoco tra Marton e Lazzari. Sponchiato. Sì, risolto magicamente, stavamo per perdere palla, ma per fortuna è andata bene. Adesso è Sponchiato per Zanardo dall'angolo, vediamo a mettersi in proprio per Malbascia. 5 secondi sul cronometro, addirittura un terzo tempo da 3, ma Malbascia in balzo in attacco, preziosissimo, si è fatta male Elena Sì, Lazzari. sì, perché diciamo, dopo aver preso il rimbalzo purtroppo si è schiantata per terra. Ma si rialza, sta bene. Chicchi Siola va a darle un 5, molto Sì, sportivamente. anche perché dobbiamo dire che è stato lo slancio con cui ha preso il rimbalzo che poi l'ha portata, diciamo, a cadere. Era già caduta prima in occasione invece di un altro contatto dubbio. Martona la rimessa per Sponchiado, sfrutta il blocco di Lazzari. Lazzari dai 3 punti rinuncia al tiro, poi va a attaccare, ancora contatti e poi deve agganciare la sua, il suo difensore per evidenziare il fallo. Ma Sì, esatto, un fallo ripetuto. Lei ha provato anche, diciamo, a tirare per riuscire a sfruttare il fatto di andare liberi, ma invece è solo rimessa per BFC. terzo fallo di Calatrò. Sponchiado, tutto il blocco, poi riapre per Lazzari dai 3 punti. È fuori il suo tiro. La conclusione purtroppo esce, la palla poi non è recuperabile da Marton e adesso è Junior San Marco che è sul +1 e con palla in mano per allungare. Ci sta mettendo in difesa, in difficoltà la difesa di Junior San Marco. Intanto Chichissiola lavora molto bene, sontuoso movimento che Lazzari non può tenere. 2 punti facili per questa grandissima giocatrice. E se Malbascia è alto per Marton, che però controlla, sempre a zona, infrazione di passi molto discutibile. Mi sembrava che il perno fosse il destro e Marton avesse incrociato correttamente sulle linee di fondo partendo col piede sinistro. Non è della stessa opinione l'arbitro, che era molto più vicino di me. Ma sicuramente era lì vicinissimo. Adesso un po' di ossigeno per Marta e Giorgia e rientrano Silvia Marcon e Claudia Amabiglia, il nostro capitano. Ancora pressione a tutto campo e fallo di Marcon, credo. Sì, è fallo di Marcon. Peccato perché aveva contestato abbastanza la palla. Secondo fallo per il nostro playmaker. Ed è il primo fallo per il BFC in questo quarto, a 1,54 dalla fine. Sì, intanto appunto 1 minuto e 54 alla fine di un quarto che ci ha visto segnare ben poco Fabri. 4 punti contro i 14 segnati da Junior San Marco. Tanto benissimo qui Junior San Marco, secondo me anche con un fallo. Ma Possiamo attaccare forse in superiorità, Mamma mia. però facciamo un'infrazione di campo. C'era anche una spinta, dice coach Angelo Minincleri. L'arbitro lo richiama e gli dà un tecnico. e gli dà anche un fallo tecnico. Mi sembrava che coach Minincleri si fosse lamentato in maniera
assolutamente Sì, educata. diciamo, non sembrava proprio il caso di fischiare un tecnico, ma questo è quanto. Al segno il primo tiro libero di Cecilia Siviero, 21 anni, giovanile a Reyer, poi A2 ad Abano. Più 4 Junior San Marco e palla in attacco appunto per la rimessa che Castria, Marcon su di lei, Grimaldi con la palla, blocco di Chichissiola, si cambia, spalle a canestro, Chichissiola con il suo classico tiro in allontanamento, ma è Nicole Pierini poi a recuperare rimbalzo in attacco. Ancora una rimessa per una Junior. rimessa per Junior San Marco perché BFC è al secondo fallo. Secondo fallo di squadra di questo quarto, secondo fallo personale per Claudia Mabiga. Bene qui Junior San Marco, però ancora falli Sì, è difficile giocare, è difficile giocare, però impossibile. con questi contatti qui non è pallacanestro. Adesso però Silvia Marcon sbaglia decisamente un passaggio e poi Lazzari ferma il tempo, chiedono l'antisportivo, non ci stava. Rientra nella partita Veronica Antonello, rientra nella partita anche Rossana Boccalato. Escono Lazzari e Lazzari e Marcon. Marcon. 4 punti da recuperare per il BFC a 1 minuto e 02 della fine del terzo quarto. Sì, BFC si è decisamente bloccata dal punto di vista Con realizzativo. un po' di fortuna Grimaldi aveva anche chiuso bene, ma il Basciano in aiuto. Meno 6. Il problema è comunque che non riusciamo a segnare in attacco. Sbagliamo con Antonello, poi bene Marton che va a mettere le mani sulla palla, ma La il freccia possesso è per Junior San Marco, d'altronde prima lo era stato per Conegliano. Sì, effettivamente c'è un po' di blackout dal punto di vista realizzativo, dal punto di vista anche del fatto di riuscire a trovare dei tiri puliti. no, certo, non riusciamo a scardinare questa difesa, E qua forse però- l'infrazione di campo. Si lamenta tantissimo il pubblico. Adesso ancora Grimaldi, meno fortunata di prima, si lotta a rimbalzo e poi l'ultima a toccare è Marton, quindi rimessa per Junior San Marco. 11 secondi e 9 alla fine. Sul cubo del cambio Giorgia Magic Zanardo che dà il cambio a Boccalato. Boccalato, sì. Coach Minincleri non vuole rischiare il quarto fallo in questi 11 secondi e 9 da giocare di Boccalato. Castria con la palla, Malba c'ha su di lei a stoppare, però è rimbalzo in attacco di Pierini, 2-1-0 e da centrocampo quasi segna Veronica Antonello. 47-39. 8 punti di vantaggio per Junior San Marco alla fine della terza frazione. E se sportivamente stiamo soffrendo, comunque noi diamo lo spazio ai nostri sponsor, ricordiamo però agli amici che ci seguono da casa di sostenere il nostro progetto con Costruisci un sorriso.
Va bene, rinforco gli occhiali per sperare che magari questo ci porti bene, perché siamo in realtà sotto di 8 punti in una partita che abbiamo tenuto molto bene per i primi 2 quarti, poi c'è stato blackout. Adesso speriamo di trovare un po' di energia. Sì, ci siamo un po' spenti in attacco, non siamo più riusciti a trovare quelle conclusioni pulite che avevamo trovato nei primi 2 quarti e quindi abbiamo smesso di segnare con continuità come eravamo riusciti a fare prima. Ripeto, solo 4 punti nel terzo quarto. Un 19-4 di parziale. E adesso ancora palla per Junior San Marco. Chichissiola da sotto, tiro rovesciato, sbaglia, non è da lei. Ancora un contatto su Boccalato che si lamenta. Poi un contatto su Antonello, poi un altro contatto che viene fischiato, saranno 2 tiri liberi per Veronica Antonello. Sì, durissima ragazzi, qui veramente una guerra di nervi, perché essendo sotto di 8 e essendo anche un po' frustrante subire tutti questi contatti, non è semplice mantenere la concentrazione. Purtroppo Veronica sbaglia il primo tiro libero, adesso concentriamoci a prendere il rimbalzo, Fabri, perché probabilmente sbaglierà anche il secondo. E invece lo insacca. Almeno l'autobuffata funziona. Pressione a tutto campo, però situazione di vantaggio, preferisce giocare Chichissiola. Chiaramente Grimaldi con la palla dai 3 punti, deve farci molto male. Sì, esatto, sbaglia questo tiro. esce. Cerchiamo di attaccare in velocità, può essere un modo per non dover superare. Adesso è tornata uomo comunque Junior San Marco. Passi probabilmente, poteva essere forse anche fischiata un'infrazione di passi. Qui il rischio è stato abbastanza alto. Poi c'è stato il contatto. Gli arbitri non hanno pensato all'infrazione dei passi come invece un po' tutti noi abbiamo pensato, e sul netto contatto poi Daidone va in lunetta, quindi Fabri, se non altro, BFC sta cercando la strada del ferro. Che può essere una buona strada. Segna il primo Emma, non una specialista dei tiri liberi, dobbiamo dirlo, No, grossi problemi per lei a Pordenone. Concentratissimi a rimbalzo, ragazzi. E segna anche il secondo. Ancora pressione a tutto campo, ancora un raddoppio, forse doveva saltare davanti a Mabiglia, ma comunque abbiamo fatto, se non altro, perdere un po' di tempo per impostare la manovra d'attacco alle nostre avversarie, però completamente libera Chichissiola, che sbaglia ancora, ma Pierini è veramente onnipresente a rimbalzo in attacco. Poi si aiuta Castria, poi si lotta sotto canestro, recupera in qualche modo Boccalato e via in contropiede, via bene lunghe ragazze. Serena Marton a subire un contatto, è solo una rimessa da fondo perché è regolare la stoppata di Giulia Grimaldi. Sì, però ecco, diciamo, la chiave che sta cercando di trovare BFC è proprio quella di attaccare in 1 contro 1 e cercare di indurre le avversarie nei falli. Adesso Marton dai 3 punti, cortissimo, ma c'è Boccalato sotto canestro che poi si gira, sbaglia, una serie di falli, ma su, e poi un fallo su Daidone che ha cercato di tirare, è stata letteralmente trattenuta a terra, bloccata a terra, a quel punto l'ha passata e quindi non saranno 2 tiri liberi, però il terzo fallo di squadra per Junior San Marco. Sì. Chiaramente BFC adesso sta mettendo tantissima energia in campo, un tema è capire fino a quando riesce a garantire questo tipo di velocità nel difendere e nell'attaccare. Deve tirare Boccalato, sbaglia, si lotta e quando si lotta c'è sempre Marton in mezzo ovviamente. Riescono a superare a metà campo negli 8 secondi regolamentari le ragazze di coach Borsetto. Adesso sotto a Chichissiola, bello il passaggio per Pierini, ma bello anche l'intervento difensivo di Veronica Antonello. Poi a quel punto, se non c'è contatto, forse poteva essere anche palla bianca,
l'arbitro dice no, rimessa per Junior San Marco. Diciamo che l'arbitro è stato piuttosto inflessibile nel prendere questa decisione. Chiaramente era lì vicino, quindi magari ha visto qualcosa che invece da questa prospettiva aveva fatto gridare al pubblico di casa che la palla potesse essere bianca. Allora noi, Fabri, BFC sta riuscendo a recuperare qualcosa, ma Junior San Marco è ancora lontanuccia. L'unica vera chiave di lettura sono i 3 falli a 0. Sì. Che comunque può essere una chiave. Sì. Poi ci sono comunque dall'altra parte Grimaldi e Calatrò con 3 falli. Non è una situazione falli particolarmente complicata da quel punto di vista. C'è il fatto che se riusciamo a prendere rimbalzi difensivi e andare in attacco velocemente possiamo anche forse far valere una panchina più lunga, le maggiori rotazioni se non altro sulle 11 giocatrici che ha sfruttato coach Angelo Minincleri nell'arco della partita, ecco. Coach Minincleri che lascia in campo in questo momento Antonello con Boccalato, Daidone, Marton e capitano Claudio Naviglia. È rimessa in attacco, dicevamo, per Junior San Marco che ha 8 secondi per chiudere questa azione d'attacco. Vediamo che schema si gioca la squadra ospite. Chichissiola dall'angolo, lo sbaglia ancora e ripeto è il suo tiro e poi è bellissimo il passaggio, bello il passaggio per Amabiglia. Sì. Bella anche la stoppata, dobbiamo dirlo. Molto bella, pulita, stoppata di Cecilia Silvero, veramente un gesto atletico importante. L'importante comunque è che BFC possa avere la palla in mano con 19 secondi per impostare l'azione d'attacco. Serena Marton, che adesso è fuori dall'area dei 6-25, scarica molto bene per Boccalato, purtroppo il tiro è corto. Adesso Boccalato prova a contestare la palla a Junior San Marco, che riesce però a uscire bene dal pressing. adesso non controlla bene, però è Castria che controlla, poi segna di tabella. Ah sì, questa Con un po' di fortuna questa non ci voleva. in un momento decisivo, perché più 8 a 6,58 dalla fine, però non ci sta Veronica Antonello che va a replicare da 2 immediatamente per il 50-44 a 6,46 dalla fine della partita. Pressione di Amabiglia su Castria, Pierini in posta alto, poi Siviero, spalle a canestro, addirittura Amabiglia su Pierini, cerca di replicare di tabella, Castria sbaglia, ma Pierini rimbalza in attacco e questi rimbalzi in attacco ci stanno condannando. Poi bella azione difensiva di BFC, ma alla fine nella tonnara alla meglio a Claudia Castria, però infrazione di 24 secondi. Meno male, appunto, questa infrazione dei 24 secondi ci permette di avere palla in attacco. Siamo a meno 6, mancano 6 minuti alla fine di questa partita che è inchiodata nel punteggio perché le squadre stanno avendo delle basse percentuali, ma anche perché le difese sono veramente toste. Durissime, poi il metro arbitrale, ripetiamo, abbastanza morbido. Adesso una palla persa di Boccalato, Chichissiola in campo aperto, ma Amabiglia da dietro gliela soffia e poi Antonello ancora dietro la schiena, fallo, ma veramente tanto materiale per gli highlights di Double T qui, perché Antonello stasera ci ha fatto vedere. Quindi Fabri, se Double T Delle questa cose settimana terribili. non riesce a studiare perché hai tanti highlights su cui lavorare, la giustifica gliela potresti anche Se fare. Double T non riesce a giocare alla play, diciamo. Vabbè, la play quella la possiamo sbloccare solo dopo che avrà lavorato tutto il materiale. Purtroppo Ross Boccalato sbaglia il primo tiro, concentriamoci per il rimbalzo adesso. Segna il secondo, meno 5, 45-50. C'è un cambio, esce Cambio per proprio lei, Rossano. rientra Serena Marton. Sicuramente coach Minincleri vuole tenere altissima l'aggressività, dando dei cambi molto rapidi alle giocatrici in modo da farle rifiatare e rimetterle in campo a rotazione.
Andiamo a raddoppiare sulla ricezione addirittura, poi è Daidone, Pierini che arriva finalmente a campo, palla recuperata di Sponchiado, buona difesa anche di Daidone. Importantissime queste palle recuperate da parte di BFC, che sono appunto una conseguenza di una difesa molto arcigna che sta mettendo in campo la squadra di coach Vincleri. Purtroppo andiamo a fermare la palla in certe situazioni, quindi questo poi ci costringe a prendere dei tiri a tempo scaduto o negli ultimi secondi. Daidone ha tentato di liberarsi, ma ha preso 2 clavate da Fred Flintstone, alla Fred Flintstone praticamente. Però a quel punto deve riaprire la palla, perché quella è la situazione lì sotto, lo sappiamo ormai. Adesso è Versuro, sbagliare tiro, e ancora Daidone recuperare la palla. Giusto per correttezza, diciamo che anche qui probabilmente c'era fallo. No, assolutamente. Giusto per far capire che Amabilia dai 3 punti, è preciso il suo tiro, Pierini a rimbalzo, pressione a tutto campo ancora, però è Colombo con la palla. Adesso Castria che subisce un contatto. Sì. Il fallo di Sponchiado c'è, è netto. Ed è anche il terzo, purtroppo. Terzo, è il primo per BFC in questo quarto, però è il terzo. Il terzo personale di Marta Sponchiado. Difesa 3 per Conegliano. Non ci capiamo e subiamo un tiro da una Castria completamente libera, che fortunatamente ci grazia. E soprattutto riusciamo a prendere un rimbalzo, quindi siamo ancora a meno 5, ma almeno possiamo orchestrare questa azione d'attacco con Martoni. È impreciso il passaggio, ma l'ultimo a toccare è Nicol Pierini. Sarà una rimessa a 4 secondi dalla fine per Conegliano. Rimessa complicata, infatti Vincleri ci parla su e noi approfittiamo per dare la linea ai nostri sponsor. Ma non prima di aver ricordato di votare per l'MVP della partita. Nessuno lo fa. Allora, costruiamo assieme una squadra di basket femminile a Goma in Congo con gli amici di Costruisci un Sorriso. Ricordiamo che tutti i proventi che verranno donati verranno utilizzati per comprare materiale per queste giovani atlete e rimborsare i coach appunto proprio per le spese vive, perché è tutto volontariato, ma almeno possiamo rimborsare loro il trasferimento. Era un buon tiro quello di Boccalato, non è entrato. Adesso abbiamo Amabilia con la palla, un contatto durissimo da parte di Castria. Poi Boccalato, chi può attaccare, ancora un fallo di Pierini. Saranno 2 tiri liberi per Boccalato. E questo che dobbiamo fare comunque, al di là del fatto che l'arbitraggio abbia questo metro, però dobbiamo cercare di muovere la palla e poi andare in 1 contro 1 con giocatrici come Boccalato, come Antonello, che possono sicuramente attaccare fronte a canestro con la stessa Emma Daidone. Segna il primo Boccalato, meno 4 a 4 minuti dalla fine. E segna anche il secondo. Benissimo qui Ross Boccalato, 2 tiri liberi di un'importanza pazzesca. Dall'altra parte però è subito Junior San Marco, passi. Forse un fallo anche qua, decisamente. Sì, fallo c'è. Decisamente. Fallo di Daidone. Qualche secondo di ritardo, ma era fallo. Saranno 2 tiri liberi per Rosa Versuro. Rosa Versuro che probabilmente nel primo passo Fabri. Ha avuto anch'io questa sensazione. Ma sai, adesso col passo 0 è tutto buono. Però anche secondo me era un passo in partenza.
Sbaglia il primo Rosa. Ma è precisissimo, metterà sicuramente il secondo, infatti lo fa, +4 Junior San Marco, Serena Marton con la palla in mano. Vediamo come gioca BFC con Antonello su Boccalato. Boccalato adesso prova a liberare Gaidone, ma la palla viene Recuperata da Chichissiola. Si è quasi persa, però tenuta in campo molto bene da Junior San Marco, che adesso va tutto il tempo per orchestrare un'ottima azione d'attacco. Benissimo il gioco a 2 con Chichissiola che prova a restituire la palla a lungo di Junior San Marco, l'azione però non si concretizza. Adesso c'è Veronica Antonello, gioco a 2 con Emma Daidone, ottima finta, Contatto, non fischiato, la palla per Daidone. Chichissiola ha tenuto la posizione, però insomma si lamenta tantissimo il pubblico. Esce Sì. Boccalato, rientra Lazzari. Allora credo che la lettura del pubblico non esperto del settore, che è anche la mia, è quella che comunque quando si cerca di tirare, se c'è una mano che te lo impedisce e che ti tocca, dovrebbe essere fallo, però magari Diciamo che Fabri non so se c'è. c'era sicuramente un contatto lì, sai, poi adesso Amabiglia con la palla da metà campo, fuori misura il suo tiro, purtroppo c'erano 8 secondi, forse si poteva attaccare in 1 contro 1. Ricordiamo che le avversarie sono in bonus, quindi Esattamente. su ogni contatto, o perlomeno su ogni contatto fischiato, ci sono 2 tiri liberi. Sì, ritengo anch'io che chiaramente dalla nostra postazione è tutto facile, però se provassimo ad attaccare il canestro potremmo metterla in difficoltà. Blocco per Grimaldi, chiama la palla Chichissiola, la recupera bene Claudia Amabiglia dal palleggio e va a subire fallo. Saranno 2 tiri liberi. Sono 2 No. liberi, Fabri. L'arbitro ha Dovrebbero detto essere. andiamo di là, ma perché? ok, sì, sono 2 tiri sì. liberi, dai. Perché appunto Sì. tu mi insegni stava No, perché c'era iniziando possesso, c'era l'azione, possesso. esatto, con un possesso. E tra l'altro è il 4º fallo per Grimaldi. Grimaldi a 2 a Roma Viterbo, poi Cuspadova. Intanto Claudia Amabiglia mette il primo, prepariamoci adesso a prendere il Andiamo a rimbalzo sul ragazzi. secondo, dai. Dai, Emma. Concentrate. Dai Elena. E invece, proprio con l'aiuto della nostra sì, le famose iettatura. gambette, Fabri. Le famose andiamo a gambette meno ci 2, a servivano. 2,45 e c'è ancora speranza qui al Pala BFC. Va a commettere fallo Amabiglia. Terzo fallo per lei e terzo fallo di squadra per Conegliano, 2,40 dalla fine, ma anche qui sembrava appunto. No, quarto fallo. Terzo. Terzo fallo. Si lamenta, chiede. Al terzo fallo della 7. Sono 3 falli. Però in questo caso se c'è un diciamo, se non c'è, adesso anche Stefano Arvedi con lo scout va a verificare, però purtroppo fa fede quello che c'è scritto nel referto e non quello che c'è sul tabellone o quello che c'è sullo scout. Ovviamente poi c'è modo di confrontarsi e anche di correggere il referto, però l'ultima parola è ovviamente del refertista. Sì, il refertista che è abbastanza convinto del quarto fallo di Claudia Amabiglia. No, certo che una sia il giocatrice terzo. vedendo 2 falli sul tabellone va a Sì, fare il quarto, va a fare il fare terzo, non va a un fare certo tipo di. magari il quarto in quella situazione. E quindi non si capisce se siano restati. No, sono No, 3 i sono falli 3. di Amabiglia, sì. Anche se non li hanno più segnati con la paletta. Adesso spalle a canestro, Chichissiola porta letteralmente a scuola Elena Lazzari, ma ma possiamo d'altronde. anche capirlo. Una giocatrice eccezionale, Chichissiola, con dei movimenti veramente, Fabri, interessantissimi. Chiaramente il mismatch in termini di esperienza per la nostra giovane Elena è altissimo. Elena che mette tantissima grinta, ma in questo caso non la poteva fare sul gioco di Chichissiola, che tra l'altro Chichissiola è ne ha anche già messi precisi- 16 sì, comunque. È anche precisissima, Fabri, Ai tiri ai liberi. liberi, quindi
soprattutto in queste situazioni poi in cui c'è questo tipo di pressione, questo tipo di importanza dei tiri. Il suo tiro gira ed esce, sbaglia il primo, ma inutile andare a rimbalzo perché segnerà sicuramente il secondo. Si alza la voce del pubblico di casa, intanto delle tante ragazzine e tanti amici che sono venuti qui al Pala BFC a tifare per le nostre ragazze. Segna il secondo Chichisiola, come avevamo facilmente profetizzato. 52-49, 2:20 alla fine. Attacco testa, si chiama un blocco, Serena Marton può attaccare, riapre per Amabiglia, dall'angolo segna Claudio Amabiglia per il pareggio, fredda come un blocco di ghiaccio la capitana per il 52-52 a 2 minuti e 04 dalla fine della partita. Allora, in questo time out non diamo la linea ai nostri sponsor, che però ringraziamo sempre, ce la teniamo noi perché vogliamo raccontare quanto è importante il progetto che va al di là dell'aspetto sportivo. Quindi costruiamo assieme a Costruisci un Sorriso una squadra di basket femminile in Congo. Andiamo poi a premiare l'MVP, che voi che ci seguite da casa ci direte chi sarà, con la biografia di Giannis Antetokounmpo, grazie alla collaborazione con la libreria Tra le Righe. E adesso concentriamoci su questo 52-52. E ricordiamo che poi alla fine della partita premieremo comunque la squadra ospite nella persona dell'allenatrice con una bottiglia di Prosecco DOCG, Magnum di Prosecco DOCG della ditta Buzz Wine. Quindi Elena Borsetto, che Elena ha Borsetto. anche lei un curriculum di grandissimo rispetto, e ne approfitto adesso per fare due parole su questo coach Fabio, perché ho visto quanta forza, quanta concentrazione, quanta energia riesce a dare alle proprie ragazze. Veramente lei è davvero brava, lei è già ottima esperienza come giocatrice, perché scudetto under 17, poi a 2 a San Martino di Lupari e a Marghera, a Verona, addirittura a Cagliari, e poi coach con le giovanili della Reyer. Adesso attualmente allena Spinea le giovanili e in un importante progetto sempre di basket giovanile, e poi queste ragazze che sono schierate in campo davvero bene. Adesso è Colombo con la palla che va a attaccare la linea di fondo, chiusa benissimo da Marton, poi una gomitata di Pierini che sbaglia da sotto. Sì, grande lavoro di Elena Lazzari su taglia fuori, Fabio. Davvero. Antonello con la palla, vuole un blocco davvero buono di Daidone, però il passaggio è impreciso. Daidone riesce quasi a recuperare la palla, ma la palla tocca la linea di fondo. Peccato davvero. Questione di un attimo. E anche questione di feeling in questo caso, ma mi sembra che di feeling era un po' a livello sportivo, a livello sportivo tra Veronica Antonello e Emma Daidone ce ne sia parecchio, nonostante si conoscano come compagni di squadra solo da qualche mese, si trovano molto bene. E non a caso entrambe testimonial, diciamo, della collaborazione con Tra le Righe. Sono venute con noi alla presentazione del libro di Giannis Antetokounmpo, che oggi si aggiudicherà chi vincerà il premio come MVP. Ancora palla per le giocatrici mestrine. Castria marcata da Antonello, si cerca sotto Chichisiola, spalle a canestro, triplicata, riapre bene, la palla viene letteralmente sputata dal ferro. Avevano costruito un'ottima azione, però le giocatrici ospiti sfortunate in questo caso. Adesso raddoppia addirittura su Antonello che se lo beve, e poi Lazzari che va a attaccare, si arresta, infrazione di passi per Lazzari. 48 secondi alla fine, ancora palla per le avversarie, ancora da soffrire qui al Pala BFC. Che sofferenza, Fabri, sto veramente soffrendo quasi di più rispetto a quando vado a fare fisioterapia per il mio polpaccio distrutto. Adesso ancora Castria marcata da Antonello. Grimaldi, ottimo lo show di Daidone che poi recupera bene, e poi buona la difesa, buonissima
la difesa di Claudia Amabilia. Cosa ha fatto Serena Marconchi? Siviero. Palla dietro la schiena per riuscire a partire in contropiede, è stata fermata con un'azione fallosa, chiaramente fortuita, che però è molto importante perché adesso Serena può andare a tirare i liberi e quindi Intanto vediamo le bariste del Pala BFC che hanno abbandonato si la prendono una certa postazione. libertà. Dobbiamo preoccuparci, sono finite probabilmente tutte le scorte, hanno chiuso. In realtà non sono tutte, sono una delegazione, Sì, esatto. ma abbiamo 2 tiri liberi decisivi. Per Serena Marcon segna il primo con un po' di fortuna. 53-52, 30 secondi alla fine. È corto il secondo, si nota il rimbalzo, è proprio lei a prendere la palla. È proprio lei, vuole giocare lunga, giustamente. Antonello con la palla, raddoppiata, triplicata. Perde la palla in palleggio Veronica trattenuta in Antonello. maniera evidente Però per la cagata. era stata trattenuta l'arbitro. Nessuno dei due arbitri vede. Time out in campo, noi restiamo ovviamente qui. 20 secondi e 3 decimi, la palla sarà per le nostre avversarie. Obradovic farebbe fallo subito e andrebbe a giocarsi l'ultimo pallone, ma Allora, io vorrei capire perché diavolo ci siamo appassionati a questo sport che veramente ci fa soffrire in maniera incredibile, così come crediamo che tutte le persone che ci seguono da casa sono veramente tante in questo momento, chi da una parte, chi dall'altra, stiano soffrendo tantissimo. Sta soffrendo un po' anche il nostro DJ, non riesce a mettere la musica, però... Mamma mia, 20 secondi, finiti i time out per Junior San Marco. dato dei finali da Muggia, San Bonifacio batte Interclub Muggia 41-57 e le Lupe sono andate a vincere a Bolzano 71-64. Come se la gioca coach Mincleri secondo te adesso? Difesa alta, pressing, zona? Sai, bisogna capire se fare fallo e avere l'ultimo possesso, ma giocatrici molto esperte le avversarie. Io credo che probabilmente proverà a difendere fino alla fine, difesa a uomo. Però Fabri se la giocano con la rimessa in attacco, quindi 14 secondi 14 su 20. secondi, in effetti avremo 6 secondi sull'orologio. E anche qui scelte. La scelta sicuramente avranno uno schema. Avremo eventualmente 6 secondi alla fine. Spalle a canestro, Chichissiola contro Boccalato. Un fallo non possiamo immaginare a chi. No, perché non l'abbiamo visto. Al numero 12 a chi? Non si... fallo- Restiamo qui, quindi è un fallo della difesa coneglianese. Sì, è un fallo nella difesa che non è una bella notizia perché ai liberi c'è Chichissiola. Quindi è stato fischiato il fallo a Gaidone. Mette il primo Chichissiola e metterà anche il secondo, lasciamelo dire adesso, a parte ma è una giocatrice troppo esperta, troppo fredda per non sentire l'odore del sangue, invece sbaglia. Adesso è Antonello che può attaccare. Non dobbiamo perdere la palla. E sono supplementari qui al Pala BFC perché i primi 40 minuti di gioco si sono conclusi sul 53 pari. Linea agli sponsor.
Ah, ecco. Sì. Bene, allora, You Shook Me All Night Long è un po' la nostra storia col basket, che quindi ci fa soffrire, ma bellissima partita, tiratissima, e adesso 5 minuti di supplementare, Fabri, che sinceramente non volevamo viverli. Che saranno 2 anni di vita ancora. Esatto. Oltre a quei 5 che già abbiamo perso. Vabbè, però abbiamo, diciamo, bruciato, secondo me, massa gas. Sì. Decisamente. Mi sento molto più in forma che all'inizio della partita. Castria con la palla marcata da Marton. Si cerca ancora spalle a canestro, Chichissiola, ma passaggio di Castria non è precisissimo. Forse non c'era proprio l'angolo da lì per passare la palla. Allora, quindi Antonello a superare a metà campo e a servire Amabiglia da 3, sbaglia, si lotta a rimbalzo, attenzione perché adesso ovviamente entrambe le squadre comunque sono in bonus. sì. Buono l'aiuto sul pick and roll, adesso attenzione, sempre cercata molto Chichissiola dentro, però è buona la pressione difensiva di Conegliano, non sono precisissimi i passaggi di Union San Marco. Ci mettiamo una pezza anche questa volta, perché lo ricordo che Chichissiola lì dentro è veramente pericolosissimo. Letale. Arma letale. Attenzione a Grimaldi, aggressiva su Antonello. Adesso poteva attaccare Pierini e invece attacca Amabiglia, ma si lotta a rimbalzo. Daidone si lamenta perché c'era anche una spinta. Sì, va bene, comunque diciamo Amabiglia si sta prendendo la responsabilità di tiri che comunque sono nelle sue corde, purtroppo sono usciti gli ultimi 2 e Conegliano sta cercando di orchestrare delle azioni di attacco pulite nonostante il pressing di Union San Marco sia veramente impegnativo, e infatti ecco qua. Io comunque proverei ad attaccare questa difesa, è vero che si chiudono molto bene dentro l'area, però prova ad attaccarla andando a guadagnare dei falli, andando in lunetta, come ha fatto bene Veronica Antonello. È quinto fallo intanto per Giulia Grimaldi, anche lei autrice di un'ottima partita. Sbaglia Veronica Antonello. Beh, sicuramente un po' di pressione si sente in campo. Certamente, infatti prepariamoci per il rimbalzo. E invece Veronica va a insaccare. Versuro con la palla, Castria, attacco giro, attacco Iverson per loro, blocco di Pierini, poi Calatrò e poi dai 3 punti, errore di Colombo e ancora un possesso per Conegliano. Palla presa da Amabiglia che ha subito data a Veronica Antonello, che si sta prendendo la responsabilità di guidare il gioco d'attacco di BFC. Adesso e Antonello con un po' di fortuna, ma sappiamo che la fortuna aiuta chi se la va a cercare. Ah sì, perché si è costruita questa azione, pensavo a uno scarico sul lato debole e invece è stato un tiro che è entrato per fortuna di BFC. E fallo ben speso di Veronica Antonello, perché stava andando a canestro. Era partita di Versuro. Grandissima velocità, Versuro. Sì. Forse anche troppa, perché si era quasi un po' sbilanciata. Adesso comunque rimette dentro la arma letale Chichissiola, Giulia San Marco. È buono il primo per Versuro. Sì, grandissima partita di questa importante giocatrice, appunto ex Reyer. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Boccalato. Quindi BFC che si mantiene a +2, adesso deve mantenere nervi saldissimi. Serena Marton con la palla e va a attaccare e poi va a prendere una stoppata imperiale di Versuro, ma l'idea di attaccare il canestro secondo me comunque è corretta, poteva essere buona. Adesso ancora Chichissiola, spalle a canestro, fallo su di lei di Boccalato. No, di Daidone. Chiarissimo. No? Di Non lo so. Boccalato? Boccalato. Boccalato, Sì. quarto fallo. E ci sta tutto.
Purtroppo saranno 2 tiri liberi di Chichissiola. Allora il pubblico di casa sta rumoreggiando, ma il fallo c'è, Fabri. Secondo me sì, tutta la vita. Che prima di tirare. Poi se Perché vogliamo prima parlare tirarsi- di tutti quelli non fischiati è un altro questo è un altro paio di maniche, però questo era fallo. questo è fallo e adesso sono 2 su 2 per Chichissiola. Assolutamente, e di nuovo a parità, 2,43. Testa. Antonello con la palla. Blocco di Daidone, poi isolamento per Antonello. Si cerca ancora Amabilia che può attaccare Versuro per Daidone, però dobbiamo giocare negli spazi, attenzione lì. Daidone sbaglia, però sbaglia anche Antonello, ma il possesso è ancora per Conegliano. Va bene, ok. 14 non secondi. Non dico niente perché Lo so, ho sofferto. sarebbe perché tanto da dire. C'è tanto da dire, Fabio. Sì. Cioè non puoi non fischiare quei falli su Sì, quei contatti così netti, però. perché anche se non li fischi da nessuna delle due parti non è più basket. Comunque, adesso un fallo in attacco addirittura. Un fallo in attacco. Sul 56 pari a 2 minuti e 11, fallo in attacco di Daidone, il terzo fallo. E rimessa perché appunto non c'era un possesso, No, certo. Fabri, giusto? Certo. Castiglia con la palla, Versuro, anticipata, Chichissiola. Riapre bene per Colombo che libera, va a punire dai 3 punti. Adesso 59-56, ma 1,50 dalla fine. Giochiamo corna, doppio pick and roll alto. Può attaccare, Boccalato, perde quasi la palla. Adesso può attaccare sicuramente Antonello l'area, sbaglia, non colpisce neanche il ferro. 1,28 alla fine, si alza l'urlo della panchina ospite, non si capisce quale sia la protesta verso il tavolo. 1,28 alla fine, 59-56 per Junior San Marco. Si lamenta coach Borsetto, forse voleva un time out, forse voleva... no. Faccio fatica a capire quale sia l'oggetto Non lo so neanche io. della discussione. Non possiamo saperlo. Si lamenta anche Amabilia. E fanno entrare una giocatrice con 5 falle. Infatti. La numero 7, Grimaldi, rientra nella partita nonostante sul tabellone sia indicato il quinto che... Perché penso che il motivo della protesta fosse allora che i falli erano 4. Sì. Ovviamente, come dicevamo prima, fa fede quello che è scritto a referto e quindi se a referto c'era scritto che era il quarto fallo, adesso si alza anche l'IS Stefano Arvedi che queste situazioni fa anche da scout, si confronta con il tavolo. Stefano Arvedi ovviamente come dirigente accompagnatore può chiedere in queste situazioni conferme o riscontri al tavolo. Ah sì, è una guerra di referti in questo momento, ma quel che conta però è il tabellone. Ok, bravo. 59 Junior San Marco, 56 basket femminile Conegliano, con un tiro da 3 che in questo momento è un bello spartiacque tra le due squadre, perché Junior San Marco ha anche Ancora pressione per palla in Conegliano mano. e palla persa
e palla persa da parte di Colombo. 1,25 alla fine comunque, È lunghissima, è lunghissima. È lunga, ma 3 punti sono tanti da recuperare in queste situazioni. Facciamo fatica a mettere la palla in campo. Adesso Antonello sfrutta il blocco di Daidone. Tanti contati, 2 tiri liberi per Veronica Antonello. Ah sì, come una sommatoria per I che tende da 0 a infinito, prendiamo una serie di contatti che però portano ad un unico passaggio in lunetta per Veronica Antonello. È buono il primo, andiamo a -2 a 1,16 dalla fine. È buono anche il secondo, -1, 1,16, 59 Junior San Marco, 58 basket femminile Conegliano. Pressione tutto campo. Preferisce giocare Junior, rinuncia al tiro Pierini. Parte però Castria, perde quasi la palla Chichissiola. Sbaglia e non di poco, rimbalzo di Boccalato. Antonello, testa, vuole il blocco di Daidone. Le mani non dovrebbero essere usate in quella situazione. Perde quasi la palla, tanti contatti! Sì, ma non si possono appoggiare le mani e spingere il palleggiatore. Si chiama unchecking che non si può fare. E non si può fare a 1,5 metri dall'arbitro. L'arbitraggio veramente non all'altezza della partita. Purtroppo si è veramente male oggi, purtroppo la coppia arbitrale, sappiamo che arbitrare basket è molto complesso, è uno sport difficilissimo, però purtroppo... Sì, ma così male non è semplice. Delle letture così sbagliate, insomma. Adesso Junior San Marco e segna Grimaldi con un po' di fortuna, 34 secondi alla fine. 58 a 61. Molto fredde e molto brave le giocatrici ospiti anche in una situazione del genere. Andare a fare un canestro di estrema difficoltà come questo, anche con un po' di aiuto del ferro, ma davvero un canestro difficile da segnare. Adesso DFC a 34 secondi e 7 per recuperare 3 punti di svantaggio. Però ripetiamo, a metà campo su Veronica Antonello ci sono stati dei contatti che non si potevano non fischiare. Secondi e 7 alla fine di questa partita. Palla in mano per Junior San Marco, Fabri? No, palla in mano per DFC. No, palla in mano per DFC. Per la rimessa. Non so, probabilmente potrebbe fare una rimessa anche in attacco a questo punto coach Minincleri. Beh, credo di sì, perché credo che e guadagnare così del tempo. Guadagnare quanto più possibile. Andare a un tiro anche da 2 rapido e poi magari fermare il tempo. Sì, infatti opta per la rimessa in attacco. Sarà Serena Martone a gestire la rimessa. In campo con lei Veronica Antonello, Daidone, Boccalato e Amabilia. Palla Antonello, blocco e contatto su di lei. Saranno adesso lo fischia, è la stessa cosa che è successa prima, un minuto fa. Però purtroppo Veronica Antonello sbaglia il tiro libero. E bisogna dire anche che i tiri liberi stanno pesando tantissimo su questo risultato. Segna il secondo, 2 punti, 32 secondi e fallo su Grimaldi. Sì, fallo sistematico a questo punto di BFC, che prova a fermare subito il cronometro, manda
manda in lunetta Grimaldi. Adesso che diventa una guerra di nervi. come Lazzaro è risuscitato perché aveva 5 falli, poi si sono accorti che ne aveva 4 e è tornata in campo. Segna il primo. Freddissima, si riporta a +3 Junior San Marco e adesso ha il tiro libero che può ammazzare la partita. Sì. Tesissimo ma precisissimo. Adesso velocemente a un tiro e poi a fermare il tempo. Marton da 3. È lungo il suo tiro ma si lotta a rimbalzo. C'è un contatto non fischiato neanche stavolta. E poi ferma il tempo Antonello. C'era comunque un altro contatto sotto canestro. C'era che un non- contatto anche su Boccalato. Saranno 2 tiri liberi per Chichisiola che a questo punto Sì, Chichisiola può anche- decretare il fatto di buttare la pasta, anche se probabilmente l'aveva già decretato in comunque precedenza. 20 per lei fino ad ora. Sono 21 e chiude definitivamente la partita a 12 secondi dalla fine. Amabilia da 3, contatto anche su di lei e poi fallo su Grimaldi, tirerà altri 2 tiri liberi. Sì, diciamo che appunto in questo momento esce anche Boccalato con 5 falli e la situazione insomma è abbastanza delineata, Fabri. O no? Sbaglia secondo, si lotta a rimbalzo, un fallo su Serena Marton a 3 secondi dalla fine, che è veramente mal consigliato, però non crediamo possa cambiare le sorti della gara. Beh no, diciamo di no. Adesso ci vorrebbe un tiro segnato e poi un tiro sbagliato alla Jokic, Fabri. Però E comunque neanche. nemmeno basterebbe. Serena purtroppo sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo. C'è un'invasione. Sì, c'è un'invasione, Gli arbitri quindi hanno si visto ripete. un'invasione in tutto questo. E quindi ci sarà un altro tiro libero per Serena Marton, che aveva sbagliato il secondo. 3 secondi 1, sempre da giocare ovviamente. Segna il secondo tiro libero ritirato Serena, ma scade il tempo, finisce la partita. E Junior San Marco vince dopo un tempo supplementare a Conegliano per 64-60. Una partita, appunto dicevamo, molto dura, però una partita giocata anche correttamente, una partita nelle quali le avversarie poi hanno avuto un po' di freddezza in più. Per Conegliano hanno pesato probabilmente tanti tiri liberi sbagliati anche, e un terzo quarto da 4 punti segnati che sicuramente ha inciso sulla partita. Adesso vi chiediamo di finire di votare per la miglior giocatrice della partita, perché poi ci ritroveremo appunto con le premiazione alla miglior giocatrice, premiazione della squadra avversaria con la Magnum di Prosecco DOCG della ditta Buzz Wine e poi con la consegna del libro appunto all'MVP. Quindi diamo la linea agli
Prego, state qua. L'incarto adesso vediamo. Benissimo, allora siamo qui alla fine di questa combattutissima partita. Io ho sudato tantissimo, non oso immaginare in panchina e in campo. Quindi coach Elena, oggi ti porti a casa una bottiglia Magnum di Bazzo Wine, il nostro sponsor, e noi dedichiamo agli allenatori ospiti sempre questo gradito omaggio. Però raccontaci come hai vissuto la partita oggi dalla panchina, perché è stata molto dura, corretta, ma con tanti falli, tanti contatti e combattutissima, vero? Combattutissima, e sì, diciamo che il metro arbitrale concedeva molto, ha concesso da entrambe le parti. Secondo me siamo state molto brave ad adattarci e a smettere di protestare, ma a fare il nostro malgrado questi contatti, a mio avviso, leggermente fuori da quello che dovrebbe essere permesso, però se lo concedi da entrambe le parti ci può stare. Conegliano è una squadra super, Amabilia e Antonello, due giocatrici che devi stargli appiccicato. Boccalato oggi secondo me ci ha regalato un po' la partita, nel senso che noi brave, Kiki brava, e avendo limitato lei siamo state premiate alla fine, alla lunga, diciamo. Allora, dalla nostra postazione, che è privilegiata, vedevamo comunque quanta forza e quanta energia trasmetti alle tue ragazze, insomma. Sembra ancora di essere in campo ogni tanto, perché è il primo anno che alleno, quindi faccio ancora fatica a staccarmi dal campo vero e proprio. Certo, infatti questo si vede, e appunto il pubblico sicuramente apprezza questa tua grande energia. E adesso premio MVP a Clara Chichisiola, ma secondo me tu non è la prima volta che vinci l'MVP qui, o sbaglio? Sì, in realtà è la prima, perché il primo anno l'ha vinto Marta Romanelli, che eravamo qui, e poi abbiamo perso, quindi di solito l'MVP lo vince chi vince, quindi per fortuna abbiamo vinto e quindi questa volta ce l'ho fatta a vincerlo. Infatti il nostro pubblico da casa era indeciso tra Veronica Antonello e te, ha premiato te, ma Abbiamo vinto. e ti consegno questo premio. Allora, è la biografia di Gianni Antetokounmpo, che ci viene donata dalla libreria Tra le righe di Conegliano, e si lega alla giornata di oggi, perché è stata una giornata combattutissima dal punto di vista sportivo. Due parole sulla partita. Ma in realtà io voglio solo dire grazie, onestamente, perché è il primo anno che noi siamo una squadra con la S maiuscola. E sicuramente il nostro coach ci vuole tanto bene, è un super coach, ci capisce, ed è difficile secondo me mettere insieme tante teste diverse. Siamo una squadra molto diversa, siamo una squadra nuova, ci sono poche persone degli anni scorsi, ma alla fine secondo me penso che, come tanti altri allenatori molto, molto più bravi di tutti noi, abbiano detto che effettivamente il campo dimostra quello che noi siamo. E io mi sento di fare i complimenti a Conigliano, perché penso sia una squadra molto forte. Come ha detto Gigio, sicuramente hanno tra le due migliori giocatrici del campionato, hanno delle tiratrici fantastiche, fanno sempre canestro, quindi sicuramente brave loro, però mi sento anche di dire che oggi siamo state più brave noi. Abbiamo difeso e ce l'abbiamo fatta, ci abbiamo messo mezzo tempo in più, però ce l'abbiamo fatta. Grande intensità da parte di Junior San Marco, però adesso vi strappiamo una piccola promessa. Come avete potuto vedere, oggi per noi è una giornata speciale, è la giornata di Giannis, che dalla Nigeria alla Grecia e poi agli Stati Uniti ha avuto una storia di riscatto sociale incredibile. Per noi è anche la presentazione di un progetto a cui teniamo tantissimo. Noi stiamo fondando insieme a Costruisci un Sorriso una squadra di basket femminile in Congo, e quindi
aiutate a spargere la voce per questo progetto, e anche gli amici di Mestre che ci diano una mano, perché ogni contributo che verrà versato verrà utilizzato per del materiale sportivo per queste ragazze e per rimborsare i coach che a volte arrivano anche da zone molto lontane. E quindi promessa mantenuta, vero? Ci tengo solo a dire un'ultima piccolissima cosa. Io non sono il capitano, ok? Io sto facendo le veci del vero capitano, che purtroppo è a casa, sta poco bene, ha un po' di problemi di salute, e quindi io saluto Sofia Regazzo che ci sta guardando da casa. Allora, un saluto a Sofia, un saluto a tutti i tifosi di Mestre, a tutti i tifosi di Conegliano, e alla prossima partita. Grazie. Grazie mille. Bene, sulla vittoria di Junior San Marco qui a Conegliano per 64-60, vi diamo appuntamento alle prossime partite, quindi a Schio sabato 11 novembre alle ore 20 e poi di nuovo in casa l'8 novembre BFC contro Public San Bonifacio. Sarà qua nostro ospite sicuramente Mister Tomei, e quindi da Fabrizio Torazza e Federico Cais un saluto e una buona serata.